mediatore saggio, raccomandava: nel visitare un appartamento, casa, villa, guardate quel che si vede da dentro. Se il paesaggio è un quadro che vi aggrada, compratelo. Nel 1544 Pietro l'Aretino, l'arguto difficile all'emozione, scrive a Tiziano: da che Iddio lo creò, il cielo non fu mai abbellito. E poi scorgete l'aria, pura e viva, la maraviglia ch'io ebbi dei nuvoloni composti d'umidità condensa, le fiamme del fuoco solare e i più lontani colori rosseggiavano d'un ardor diminio non così bene acceso. Appariva in certi lati un azzurro verde. Oh Tiziano, dove siete mo? Probabilmente descriveva ciò che dalla finestra del palazzo sul Canal Grande, in una giornata luminosa, vedeva al calar del sole. Uno spettacolo che si ripete da mille anni, mirabile tuttora. La descrizione che ne fa l'Aretino è un dipinto mentale. Leonardo, l'artefice geniale, rifiuta la necessità di osservare il paesaggio per dipingerlo, perché è nella immaginazione creativa. Vi son già diversi paesi ornati di montagne, fiumi, sassi, alberi. Copiare senza inventare. Che senso ha? Della natura a lui interessano le catastrofi. Studiare gli empiti dei fiumi, i gran diluvi, le piante sradicate, il mare procelloso e la zuffa dei venti. Un paesaggio catastrofico, romantico, anzitempo. A nostro parere, nel brano Come si deve figurare una fortuna, ovvero sia un fortunale, l'interesse del Da Vinci è nella ricerca attraverso il disegno del come e del perché detti eventi avvengono, per trarre spunti per contenerli. I paesaggi placidi sono specialità dei fiamminghi, sostiene Michelangelo, essendogli oltremontani i migliori in quest'arte. Per una volta i due titani rinascimentali sembrano concordare nel privilegiare la figura alla natura, ma sul punto della priorità della pittura sulla scultura Leonardo piazza un colpo basso, affermando che questa mai potrà rappresentare la nebbia, elemento frequente nel paesaggio lombardo. Noi aggiungiamo il lampo, l'ombra, il riflesso sull'acqua o quello del fuoco, come conferma Pontormo e viene registrato da Vasari nelle vite. Peraltro c'è chi ci ha provato con esito opinabile. Indubbiamente il miracolo di San Marco, ove sì vivacemente la furia delle onde, il torcere delle barche, il piegar dei remi ed il travaglio nella scurità, i lampi, scrive Vasari, attribuendo l'opera a Giorgione. Priorità della pittura, si direbbe, ed aggiungiamo rilevanza del contorno per quanto tempestoso. Sereno è invece quello della tempesta di Giorgione, un paradosso in apparenza. In realtà è sufficiente un lampo che spacca il cielo e increspa di luce le acque ad accendere lo sguardo felino della madre allattante, il cucciolo d'uomo, ed il mistero s'apre, spaccando la dura pietra della ragione come il tronchetto dipinto nel quadro. Il potere della natura,
mutare lentamente oppure in fretta, imprevedibilmente. Sappiamo, grazie ad Einstein, che il tempo ha tempi diversi. Se si vive su una montagna, scorre più velocemente rispetto a chi vive a livello del mare. A Venezia i paesaggisti, Guardi, Zuccarelli, Diziani, arriveranno con ritardo. Nel frattempo, silenziosamente, in Lombardia, il dosso di far meglio i paesi che alcun altro, osserva il Vasari, rafforzando l'opinione di Michelangelo, per cui nessuno farebbe meglio di lui, pittore alla maniera tedesca. E il lotto veneziano dove lo mettiamo? I suoi scorci di paese, scrive Vasari, bellissimo, con molte figurette et animali in vari luoghi, aprendo il concetto di paesaggio, potendo esso essere selvaggio, agreste, urbano. Di questo De Chirico ne farà la sua cifra, perduti nell'urbanizzazione i giardini del bel paese. Baldassarre Castiglione, dal libro del Cortegiano, da Urbino ci avvolge nelle luci dell'aurora. Aperte le finestre, già esser nato in oriente una bella aurora, del color di rose, dalla quale parea aspirare un'aura soave. L'odore, elemento estraneo ad ogni arte figurativa, non all'architettura, se questa abita il paesaggio, rurale od urbano che sia. Andrea Palladio lo sapeva, disegnando interni vuoti di ville, palazzi, basiliche, dalle logge e finestre aperte sullo spettacolo. E così noi, che conoscemmo il vecchio saggio mediatore.